Ultimo giorno dell'anno, cravatta rossa di ordinanza, non per questioni politiche, ma perché si usa così. Io non arrivo in boxer rossi, mi fermo la cravatta. C'è tanta gente che mi sta commentando ancora la questione canone Rai. Qui erano le critiche alla Lega per non essersi opposto. Tanto a Palmanova digitale come vanno le cose? Si vede tutto bene o poco? C'è questo problema incredibile che allora le reti private, in particolare i canali facenti riferimento a Mediaset, si vedono benissimo. Rai, e i tre canali della Rai, anche a casa mia, non riesco a vederli. Ne abbiamo parlato ieri con un suo collega parlamentare che è l'onorevole Forcolin, hanno rimesso il passaggio in cui appunto parla del canale Rai che va abolito, o così l'hanno intitolato, e ci sono alcune persone appunto che hanno messo il loro apprezzamento, Cesare, Beat, Chiorato, Alessandra Guarinoni, ma c'è questa cosa incredibile appunto dei canali Rai. Mi sembra che proprio ci sia un titolo. No, c'è una grossa difficoltà nel prendere i tre canali Rai. Allora, sulla Nuova c'è proprio questo titolo a fondo pagina e dice: la Rai invisibile anche a San Donà, che è un capoluogo di provincia, ossia un non capoluogo di provincia, ma più grande di capoluoghi, credo sia di Rovigo che di Belluno. Però lì Rai 1, Rai 2 invisibili. Digitale terrestre è troppo disturbato, gli utenti protestano in comune. Hanno ragione. Mi dice che lei hanno anche pienamente lei ragione. ha la Rai ceccata, anche lei. Sì, difatti non riesco a prenderla. Qualcuno dice no, è un problema di antenna, mentre so di altre persone che non hanno modificato la propria antenna, invece la ricevono. Ma dove? Ma sempre nella zona del Friuli, in provincia del... Poi ci sono i territori montani dove prima ancora dell'avvento del digitale terrestre c'erano grosse difficoltà di ricezione dei canali Rai e queste difficoltà adesso sono ulteriormente aumentate, per cui difatti si pensava, assieme anche a qualche altro collega, di presentare alla ripresa dei lavori subito dopo l'Epifania della Camera, di presentare un'interrogazione urgente, ecco, per sollecitare un intervento della Rai per assicurare su tutto il territorio nazionale la possibilità. Che è il suo obbligo. Che è il suo obbligo, esatto. È il suo obbligo. Garantire la ricezione, perché sennò uno paga Antena 3 o Free possono decidere a casa di distrito faccio di tutto per non ci arriva. Ecco. Però la Rai ha questo dovere. Allora vedete San Donà, digitale terrestre nel Veneto orientale, che è proprio la zona di confine col Friuli, uno stampato per la protesta, Cinto Cao Maggiore sarà consegnato casa per casa. Da chi? Non lo so. Nel Portogalese centinaia di firme raccolte contro molte zone del centro sono colpite dalla disfunzione, il comune fa da coltore proteste. C'è anche la questione che per esempio Antena 3, che in Veneto è sul 13, in Friuli sul 71, sul 17 dovreste vedere Free, aveva chiesto graduatorio comune tra Veneto e Friuli per evitare che le zone di confine... Invece Free prendo benissimo a casa mia. Perfetto, proprio. ci guarda lì la mattina. No, ma è il fatto che poi le zone di confine i segnali collidono, cioè diventa un problema. E queste sono le scelleratezze. Comunque sì, queste prese di posizione, aboliamo il canone, fatte soprattutto da colleghi parlamentari che sono in maggioranza. Sono al governo, ecco, facciano pressioni sul governo perché prenda questa decisione. Io devo, se mi consenti questa sottolineatura, io noto che molto spesso, soprattutto esponenti della Lega Nord, assumono l'atteggiamento del partito di lotta e di governo, cioè sul territorio protestano, fanno un po' come faceva Rifondazione nella precedente legislatura, che la mattina era in Consiglio dei Ministri ad approvare i provvedimenti, il pomeriggio era in piazza a protestare contro. Zanetti mi dice per esempio che ci guardi in streaming, però mi sente ma non ti vedo, solo qui a Portogruaro, cioè la gente è costretta a guardarci sul computer. E francamente questo non va bene. Pubblica telefonata, buongiorno. Buongiorno dottor Fioravanti e buongiorno al suo ospite. Sono Ivana, chiamo da Milano. Io telefono per digitale terrestre, però vorrei... Prego. Scusi, ci sono due telefonate? No, c'è lei, la sto ascoltando. Allora, prego signora, ci dica. No, sono qua. Intanto vorrei dare un grosso abbraccio ai genitori di quel ragazzo che hanno donato gli organi, che hanno salvato delle vite.
E tornando al digitale terrestre, io vorrei dire una cosa, per me è una truffa, è stata una vera e propria truffa, perché adesso stanno uscendo dei digitali che sono altamente specializzati e basta solo un digitale, sia tutti i segnali, sia tutta la semplicità, però costano, perché costano più di 200 euro. Io ho più televisioni in casa perché purtroppo sono ammalata, quindi ne ho una in camera e una in cucina, e trovo adesso, per esempio ieri sera sono andata a letto, dottor Fioravanti, tutto normale, stamattina mi sono alzato, ho trovato tutti i canali cancellati, tutti durante la notte, la televisione giù non l'ha toccata proprio nessuno. Quindi per me questa è una truffa, vorrei sapere cosa pensa il suo ospite. Grazie, buongiorno e dottor Fioravanti, auguroni. Auguri a tutti, anche a lei certamente, grazie mille. Grazie degli auguri signora, io non so se qui ci sono gli estremi di una vera e propria truffa. Sicuramente c'è un assessore che ha proposto una class action qui in Veneto. Ecco, sicuramente c'è un disservizio pubblico, proprio perché la RAI è un servizio pubblico. Belluno, mi descrive Vittorio Bassani, Antena 3 la si vede su 611, che poi credo sia su 611 che si vede anche a San Donà, ma a San Donà a me si dovrebbe vedere sul 13. Ma il mio decoder passa dal 12 al 14, il 13 me lo salta, non lo so perché. Telefonata, buongiorno. Buongiorno, volevo dire forse una banalità, visto che avete nominato il canone, ma visto che c'è la crisi, come mai l'hanno aumentato ancora questo benedetto canone, per non dirgli un'altra parola? Ma la legge sarebbe uguale per tutti in Italia, ma mi è sembrato di capire che al sud quasi nessuno lo paga e tantissimi anche al nord, che io conosco anche persone che non lo pagano. Allora i più stupidi come me lo pagano da 40 anni. Un'altra cosa che volevo dire, visto che la RAI dà 1 milione di euro, si può dire, perché l'ho letto dai giornali e l'ho sentito in televisione, alla suocera del signor Fini. Verifichiamo se è vero, perché non me la sento di dire che sia vero o no. E io l'ho sentito in televisione. Però posso dire, è una vergogna. La RAI ha speso molto di più per tenere in panchina la Carrà, e su questo leghista pestifero che mi dice... spero di tornare presto a vedere il tuo programma perché appunto non ci vede. E allora io non vorrei più pagare il canone, però se io non pago il canone mi vengono a togliere il televisore, e gli sembra una roba giusta. Volevo chiedere un'altra cosa all'onorevole, che non l'ho mai visto la prima volta. Gli stranieri pagano il canone? Sì, e anche qui la legge è uguale per tutti in Italia o è uguale solo per i bauchi come me? Grazie. Signora, la legge vale per tutti, ciascuno di noi con un televisore nella propria abitazione è tenuto a versare il canone perché oggi la legge lo prevede. C'è questa discussione che va avanti da qualche tempo sulla opportunità di abolire o meno il canone RAI, e qui c'è tutta la discussione sul ruolo e la funzione della RAI come servizio pubblico. È evidente... Ma adesso è tassa di possesso del televisore, non è più la tassa cioè non è più la RAI per quello che fa, è tassa di proprietà sul televisore. Sull'apparecchio radio-televisivo. Sì. È discutibile. Cioè in realtà uno paga il canone della RAI per vedere anche Antena 3. Questa è la realtà, perché come c'è Antena 3. In streaming, una scelta può essere quella di abolire il canone, però a questo punto va rivisto anche tutto il meccanismo legato alla disciplina della pubblicità. Lo pago vedere la RAI, non voglio vedere la RAI, mi sigilli il televisore, ma la tassa di proprietà che serve a vedere Mediaset, Free, Antena 3, le altre emittenti, però tutta la RAI. Sì, difatti è un punto molto discusso questo. Certamente, secondo me, forse il governo Berlusconi avrebbe fatto meglio, anziché abolire l'ICI anche alle fasce alte di reddito, poteva abolire il canone della RAI. Certo, è falso, assolutamente. Ecco. Intanto mi scrive Stefano Zanetti che anche a Portogruaro vede Antena 3 su 611, quindi insomma continuano i problemi. Dalla Padania